Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Vi è mai capitato di insegnare a giocare a scacchi ad un amico, un parente? Se la risposta è sì, allora sicuramente ti sarà capitata l'esperienza in cui l'altra persona non riesce a capire la differenza fra uno scaccomatto e uno stallo. È una cosa che mi capita molto spesso. Se vi capita anche voi, non disperatevi, d'ora in poi linkategli questo video che lavorerà al posto vostro. Allora, cerchiamo di mettere bene a fuoco la differenza fra scacco, scaccomatto e stallo. Quindi questo è un tutorial per neofiti di questo fantastico gioco e utilizzeremo proprio la scacchiera fisica. Penso che non ci sia nulla di più bello da vedere. Allora, esempio, il bianco fa una mossa, sapete che i pedoni quando sono ancora a casa possono essere mossi di 2, quindi non sempre per forza di 1, e l'avversario risponde con pedone di 1 davanti alla regina. Lo scacco è quando il bianco in questo caso muove l'alfiere e lo posiziona qui in B5. Qui non ci sono le coordinate, però quella è B5. È scacco. Perché è scacco? Perché supponiamo, adesso tocca al nero muovere, ma supponiamo che la mossa tocchi di nuovo al bianco, il bianco può mangiare il re. Ora, nel gioco degli scacchi il re non si può mangiare e questa cosa è anche difficile da capire e da spiegare, ma essenzialmente se catturi il re finisce il gioco, quindi non si può mangiare. Quando è scacco bisogna fare 3 cose. Numero 1, o si sposta il re. Si può spostare il re? Beh, in questo caso l'unica casa possibile per il re è questa, ma comunque sempre sotto tiro dell'alfiere, quindi questa prima possibilità è da scartare. Seconda possibilità è quella di interporre un pezzo fra il re e il pezzo che sta dando scacco. Quindi per esempio questa è una buona mossa che cessa lo scacco poiché si è interposto il pedone. Un'altra mossa è alfiere di 7, anche questa cessa lo scacco, anche donna di 7, anche se non ve la consiglio, e cavallo di 7 anche. Sono tutte mosse di interposizione fra il pezzo attaccante e il re. Quindi nello scacco o si sposta il re o si interpone un pezzo fra i due, o la terza soluzione è se si attacca, se si toglie di mezzo il pezzo che sta dando scacco. Supponiamo che il nero aveva un bel pedoncino qui, dopo che il bianco gioca alfiere B5 scacco, il nero può semplicemente sbarazzarsi dell'alfiere ed è libero. Quindi queste sono le 3 cose che bisogna fare quando c'è uno scacco, ok? Quindi adesso il bianco sta minacciando il nero deve compiere una di queste 3 possibilità, non ce n'è, e sono le regole del gioco, non può fare un'altra mossa, non si può fare niente, non si può catturare il re, sono queste 3 qui. Questo è lo scacco. Allora, quando è che è scacco matto? Quando non si può fare nessuna di queste 3 cose. Esempio, facciamo un esempio ancora più brutale, supponiamo, insomma, ok, non si sa come, ecco, non si sa come, ma tocca per esempio al bianco e il bianco gioca alfiere in H5. In questo caso è scacco matto. Perché? Innanzitutto è scacco. Cosa significa? Che se supponiamo che tocchi ancora al bianco, alla prossima può catturare il re, cioè c'è il re minacciato. Lo scacco è una minaccia nei confronti del re avversario. E il nero vede questa minaccia e dice, cavolo, c'è il mio re che alla prossima viene catturato, anche se il re non si può catturare. Che cosa bisogna fare? Quali erano le 3 possibilità? Scappare, interporre un pezzo, mangiare il pezzo che sta dando scacco. Proviamo tutte e 3. Si può scappare? Beh, purtroppo sì, cioè nel senso l'unica casa è questa, ma è sempre sotto tiro dell'alfiere, quindi scappare non è possibile in questa situazione. Si può interporre un pezzo davanti? No, perché il cavallo si muove a L e sempre scacco, matto. L'alfiere si muove solo, in questo caso in queste diagonali scure, quindi è sempre scacco. Non c'è nessun pezzo che può mettersi su questa diagonale ad impedire lo scacco. E terza e ultima possibilità, è possibile catturare questo alfiere? No, perché il pedone va dritto, non cattura dritto e in questo caso è bloccato. Questi non vanno indietro, quindi è scacco matto. Quindi scacco matto si ha quando si sta facendo scacco, si sta minacciando il re avversario
e non ci sono nessuna di queste tre possibilità: scappare, interporre un pezzo fra i due o catturare il pezzo che sta dando scacco. Ci sono tanti esempi di scacco matto, questo era il più semplice, oppure c'è anche lo scacco matto con il rinforzo batteria, chiamiamolo come vogliamo. Supponiamo che il nero ha fatto delle mosse del Kaiser, adesso tocca al bianco e fa scacco matto. Guarda, donna cattura F7. C'è questa regina bianca che sta guardando proprio il re nero e lo minaccia, e non sembra scacco matto perché il re può semplicemente catturare la donna. Peccato che se cattura la donna viene poi a sua volta catturato, anche se il re non può essere catturato, dall'alfiere del bianco. Quindi in questo caso la donna è protetta, è supportata dall'alfiere. Dunque, visto che il re nero non può catturare la donna perché è supportata, è scacco matto, poiché non può fuggire di qui perché c'è la sua donna, davanti ci sono i propri pedoni, non si può catturare questo pezzo, non si possono interporre pezzi fra la donna e il re perché sono praticamente attaccati. Questo è un altro caso di scacco matto. Adesso invece vediamo un caso, togliamo un po' di pezzi dalla scacchiera e vediamo un caso in cui c'è lo stallo. Ecco, questo preparati perché è un po' difficile da capire. Lo stallo. Quando si ha lo stallo la partita finisce in parità, indipendentemente dal numero di pezzi, da chi era in vantaggio, eccetera, eccetera. Allora, prendiamo questa posizione, innanzitutto i due re sulla scacchiera, perché non può esistere una situazione in cui non ci sono almeno i due re sulla scacchiera, e questa situazione. Come vedi, la donna controlla tutta questa colonna, quindi mi pare ovvio che il re nero non può salire qui sopra, ma è costretto a muoversi lungo questa colonna, chiaramente di un passetto alla volta. Ora, supponiamo che il bianco voglia cercare di restringere le vie di fuga al nero e decida di mettere la donna in G6. Cosa succede? Che ora tocca al nero. Il problema è che il nero ovunque va viene catturato. Se va qui c'è la donna, se va qui c'è sempre la donna, se va qui c'è sempre la donna. Il nero deve muovere perché è il suo turno, non può dire passo, è il suo turno, deve muovere, ma ovunque si muove verrebbe catturato. Allora tu mi dirai, ma questo è scacco matto. No, è stallo, perché ti ricordo che per fare scacco matto ci vuole uno scacco. Io qui non vedo uno scacco, non vedo una minaccia al re nero, poiché la donna, muovendosi in queste direzioni e in questa diagonale, attualmente non sta minacciando il re nero, non lo sta minacciando. Chiaro, il re ora non può muoversi e questa è una situazione di stallo. Il re nero al momento non è minacciato, ma ovunque si va a muovere verrebbe catturato, quindi è una posizione di stallo. È stato un grave errore per il bianco perché avrebbe potuto concludere la partita vincendola, invece l'ha regalata al suo avversario. Come si sarebbe dovuta concludere correttamente questa partita? Per esempio, anziché cercare di mettere la donna qui, la donna poteva rimanere qui, iniziare ad avvicinarsi col re per supportare uno scacco matto. Ora il nero è costretto a muoversi in questa situazione e si avvicina ancora il re bianco perché la regina da sola non è in grado di fare scacco matto. Allora il re va nell'angolino. E allora ci avviciniamo ancora col nostro re. Attenzione, l'unica casella disponibile, o casa come la chiamano i professionisti, è la casa H7 e dopo questa ci sono due scacchi matti. Uno è questo. Il re non può andare davanti perché c'è l'altro re. Ti ricordo che i due re non possono mai andare nelle case vicine, c'è sempre bisogno. È come se il re avesse uno scudo attorno a lui, quindi non possono mai avvicinarsi. Su questa colonna ovviamente c'è la donna, qui c'è sia la donna che il re, questo è scacco matto. Un altro modo per dare scacco matto, è più cattivo, più aggressive, è di posizionare la donna davanti. In questo caso è scacco matto. Il re ovviamente non può mangiare la donna, altrimenti verrebbe catturato. Vabbè, non si può mangiare proprio perché è un casino. Questo è scacco matto. Perché è scacco matto? Perché la donna sta minacciando il re. Nella
situazione di prima, la donna non sta minacciando il re, purtroppo la donna non si muove come il cavallo, se si muoveva come il cavallo lo sta minacciando, ma in questa situazione non c'è alcun tipo di minaccia. Bene, questa era così una video lezione per neofiti, tutte le altre regole degli scacchi spiegate in profondità in modo altrettanto semplice, li trovi all'interno del corso Scacchi ABC all'interno della Matto Scacco Academy, in descrizione trovi il link per accedere. Grazie della visione e alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!